Bene, eccoci insieme ancora una volta. Abbiamo con noi un'eccellenza del nostro territorio, possiamo dirlo, visto che è stato confermato presidente dell'Associazione Nazionale Calzolai 2.0, parliamo di Paride Geroli, calzolaio di San Bonifacio, provincia di Verona. Allora, il tema della nostra conversazione è legato proprio all'attualità del mestiere del calzolaio. La vostra denominazione 2.0 fa già capire che guardate al futuro. Certo che sì. Per iniziare con una curiosità, io ricordo che qualche anno ormai fa, insomma, fece scalpore quando nacquero le prime fotocopiatrici tridimensionali, che voi foste la categoria che, insomma, tra le prime le applicò, vale a dire la possibilità di realizzare a distanza una scarpa su misura. Ma è un sistema che si è evoluto o fu un'esibizione? No, è un sistema che si è evoluto. Per certi versi ci sono delle realtà che purtroppo non qui in Veneto hanno avuto sviluppi veramente interessanti. C'è la possibilità di lavorarci bene creando delle reti che funzionino, perché non è facile mettere assieme la mentalità e la cultura dei calzolai per quanto riguarda l'aggregazione. All'interno della propria bottega sappiamo benissimo che ognuno è il re, poi mettersi a confronto con un minimo di umiltà e di spinta nel proiettarsi nel futuro e verso i mercati la cosa diventa più difficile. Ecco, al proposito ricordo che in una nostra precedente conversazione parlammo di un progetto di consorzio che si chiamava Italian Cobbler, se ben ricordo, insomma, che poi in qualche maniera si è arenato proprio di fronte ai personalismi. Ma in quell'occasione le chiesi anche un'altra cosa che amerei farle ripetere. Se il calzolaio di oggi è l'erede del ciabattino. Per certi versi può essere l'erede del ciabattino, solo che Ma lui è ancora un ciabattino poi? Ci sono ancora i ciabattini. Ma è altra categoria? Ma si possono anche mettere assieme, sebbene che ci siano voci e scuole di pensiero diverse anche all'interno tra di noi, perché si dice che il ciabattino non esiste più. Negli altri... Ma quale sarebbe la differenza? La differenza è che il ciabattino è colui che esclusivamente fa la riparazione. Ok, mentre il calzolaio anche fa la scarpa su misura. Ha anche la capacità, le competenze per poter anche fare la scarpa su misura. Ecco, questo lo precisiamo perché siccome poi noi chiamiamo tutti alla stessa maniera, il calzolaio non è quello che vende le scarpe. No. Cioè, ecco. Poi, se vogliamo dirla tutta, è come dire che c'è lo spazzino e l'operatore ecologico, diventa anche una finezza. Ecco. Ultimamente noi ci definiamo tecnici di calzoleria, sebbene non ci sia un percorso formativo che ci possa dare questa titolarità, se non quella dei corsi di preparazione, di conoscenza dei materiali e di tecniche di lavorazione che possono essere trasmesse tra di noi attraverso corsi di questo genere. Lei ha introdotto un argomento che mi piacerebbe affrontare, quello dei nuovi materiali. Sì. Voi avete gli stessi problemi che so delle lavasecco, per dire che dovete imparare a confrontarmi con materiali che non sono più la semplice pelle di una volta? Sicuramente sì. Questo è stato uno degli input che ci ha portato a far conoscere anche l'associazione in tutto il territorio nazionale, grazie alla collaborazione con alcuni colleghi che, avendo delle conoscenze particolari sui collanti e sui materiali, girano un po' in tutta Italia per portare a conoscenza i nostri colleghi di questa possibilità di intervento. Faccio piccoli esempi. Una volta si pensava che la scarpa fosse fatta di pelle, di cuoio e qualche tipo di materiale sintetico, ma si utilizzava sempre bene o male la stessa colla. Oramai invece quello che si intende per gomma sono PVC, EVA, possono essere in TR, per cui la moltitudine di materiali vanno utilizzati degli specifici collanti, altrimenti la suola non tiene. Grazie appunto alla collaborazione di alcune ditte che producono colle e che producono i fondi, siamo venuti a conoscenza di come poter operare, intervenire per la sostituzione dei fondi, che è uno dei lavori che viene più fatto attualmente tra i calzolai riparatori. Ecco, anche in questo caso mi viene sempre da fare una assonanza, un paragone con altre categorie del mondo artigiano. Voi fate riferimento al sistema Confartigianato ed è questo, gli autoriparatori, che
che voi siete degli scarpa riparatori, mi permette il neologismo, si lamentano ad esempio che hanno difficoltà a poter acquisire sul libero mercato i pezzi perché le case madri, insomma, li danno solo prioritariamente, se non solo, alla loro filiera produttiva. Bene o male siamo nelle stesse identiche condizioni. Anche voi avete questo tipo di problema? Cioè che la scarpa di marca, il ricambio della scarpa di marca... Non riusciamo a trovarlo. Per fare esempio, alcune ditte di calzature inglesi e americane hanno dei punti di raccolta per fare la manutenzione delle proprie calzature. O vai lì... Il calzolaio autorizzato, cosa che qui in Italia non esiste questo tipo di collaborazione con i produttori. Faccio un esempio che risale oramai a 15 anni fa. Io sono stato invitato a una assemblea di Confindustria a Verona e mi hanno dato l'opportunità anche di intervenire con quello che era il mio pensiero a riguardo, che sarebbe questo: noi ci vantiamo, ci riempiamo la bocca del Made in Italy e poi non diamo l'opportunità di fare la riparazione su un prodotto di eccellenza. È come dire: io ho una Ferrari, però non troverò mai nessuno che me la possa riparare. Allora a questo punto l'utente va a prendersi una macchina che anche con il filo di ferro la faccia andare avanti. La stessa cosa vale nella nostra calzatura. E qualcuno dalla platea si è alzato dicendo che loro le scarpe le fanno per venderle, non perché vengano riparate. Qui cade un po' quello che è la cultura del mantenimento di una scarpa di eccellenza. Si parla di qualche centinaio di euro, per cui ha anche un valore non solamente materiale, ma intrinseco veramente mantenerla. Poi senza contare tutti quelli che possono essere gli aspetti che vanno a portare problematiche e la salubrità della calzatura. Di trovare i pezzi di riscambio di qualità. Esiste. Per questo, attraverso questa associazione, noi siamo riusciti a contattare produttori di materiali, in particolare dei fondi, delle suolature e così, e dei collanti, che ci hanno ascoltato, ci hanno seguito su queste nostre esigenze, per cui stanno facendo delle produzioni ad hoc, che prima non era possibile perché esclusivamente... Forse anche bisogna ringraziare per certi versi anche la crisi, perché si sono resi conto che vendere uno stock di suole a un'azienda potevano essere 10.000 suole, ma era una cosa stagionale. Noi, essendo molti nel territorio, ne facessi anche una settimana, sono 1.000 ogni settimana, per cui i numeri ci sono, è solamente un problema di distribuzione, ma questo naturalmente è un problema che... Però i numeri li facciamo anche più di quello che può essere un'azienda. Mi viene da pensare che negli anni, con l'introduzione di nuovi materiali, siano anche aumentate ad esempio le questioni legate alla salute sul posto di lavoro, perché voi lavorate con colle, con solventi, sì. Quindi anche quello immagino sia un problema che forse qualche anno fa era sotto traccia. Era sotto traccia, sì. Sensibilizzando i nostri colleghi anche attraverso delle informative che noi mandiamo, tutti più o meno si sono dotati di cappe di aspirazioni, utilizzano i guanti, si mettono da parte, visto alla nostra rete capillare con i vari gruppi che abbiamo istituito attraverso strumenti come Facebook, come WhatsApp, come il nostro sito, mettiamo al corrente che alcuni materiali possono essere più o meno pericolosi e anche raccogliere le esperienze dei vari colleghi sparsi nel territorio. Voi che avete la scarpa in mano, avete la percezione che diciamo la scarpa, non dico quella di alta qualità, di alta gamma, ma la scarpa media, se vuole anche leggermente medio-bassa, quella che usiamo tutti i giorni, oggi abbia una qualità inferiore rispetto ad anni fa? Cioè, decisamente inferiore. Che sia aumentata la plastica, per le componenti chimiche? Qui lo dico e non lo nego. La calzatura, cioè di fascia media, è quasi scomparsa. Si va sulla scarpa di fascia medio-alta, dove troviamo materiali, ricercatezza nella lavorazione e quant'altro, mentre la scarpa media si è abbassata. Un po' per via della delocalizzazione, poi perché è venuto avanti il mostro orientale e le scarpe veramente creano grossi problemi.
sono certificati da vari studi che vengono utilizzati prodotti che dal punto di vista della salubrità lasciano molto ma molto a desiderare e creano grossi problemi. Per concludere, l'ultimo minuto glielo lascio come presidente dell'associazione. Voi rappresentate circa il 10% dei calzolai italiani. Attualmente sì. Diffusi sul territorio. La sua ambizione è quella di aumentare il numero degli iscritti facendo cosa? Allora, noi come obiettivi abbiamo, per raggiungere anche questa crescita numerica, varie iniziative. Quella di creare un percorso formativo, o meglio, il sogno sarebbe quello di realizzare una vera scuola di formazione, ce ne sarebbe veramente estrema necessità. Secondo punto potrebbe essere quello di creare degli eventi come un concorso come che esiste in Germania, in Wiesbaden, che ha visto protagonisti anche due nostri colleghi trevigiani, e non dover essere sempre noi che andiamo all'estero a portare quello che sono il nostro contributo numerico, ma che venga realizzata qui in Italia, perché ci sono veramente delle grandi capacità e delle eccellenze. Cosa dire? Ma ci fermiamo qua per ora. Grazie a Paride Geroli, grazie per le tante cose che ci ha detto sulla scarpa. Lui è il presidente nazionale dell'associazione Calzolai 2.0. Insomma, mi viene da pensare che la scarpa è un complemento d'abbigliamento che non deve essere fatto con i piedi, se mi permette questa scherzosa battuta finale. Grazie, a voi alla prossima. Buona giornata.